Biglietti aerei a metà e prezzo per i residenti in Sicilia da e per l'isola a partire dal 1° dicembre. La regione siciliana scende in campo e mette sul tavolo 27 milioni e mezzo, 15 di risorse proprie e 12 e mezzo di risorse statali a disposizione regionale. Permetteranno il 25% di sconto per i residenti e per le categorie svantaggiate, ovvero con ISEE fino a 9.360 euro, studenti e disabili. Gli sconti saranno cumulabili fra di loro, quindi i biglietti potranno arrivare a costare fino alla metà. Basterà un click per il 25% e speriamo anche per un ulteriore 25%, tanto da poter dimezzare per tutti i residenti in Sicilia il costo del biglietto. Oggi mettiamo una pietra importante sulla mobilità dei siciliani e sappiamo che sarà importante anche collegare ulteriori aeroporti, ma già avendo pensato al polo di Roma, al polo di Milano, possiamo dirci assolutamente soddisfatti. La norma permette quindi di lanciare un bando al quale possono partecipare tutte le compagnie. Chi aderirà praticherà gli sconti direttamente all'acquisto del biglietto ai residenti e otterrà il rimborso dello sconto effettuato dalla Regione sulla base di trasmissione di liste telematiche mensili. Se l'utente si troverà a viaggiare invece con una compagnia che non ha aderito allo sconto, potrà acquistare il biglietto a prezzo pieno e reale e poi chiedere il rimborso della quota regionale direttamente alla Regione. L'operazione sarà finanziata con i fondi dell'insularità, così come previsto dal nuovo articolo 119 della Costituzione. Lo sconto però attualmente è riservato ai residenti in Sicilia per i collegamenti esclusivamente da e per l'isola verso i 3 aeroporti di Milano e i 2 di Roma e dovrebbe durare 13 mesi, nel mese di dicembre di quest'anno e fino al 31 dicembre 2024. Ma per il Codacons è insufficiente, l'aver stabilito i rimborsi soltanto sulle tratte per Roma e Milano è una presa in giro. Ma subito dopo lo stesso Codacons smorza i toni e ringrazia la Regione, offrendo poi collaborazione per ampliare la portata dell'intervento. 2 piante ed un mazzo di rose bianche e rosa. Qui è morta Chiara e nonostante il sacrificio di questa povera ragazza studentessa universitaria sulla circonvallazione ancora si continua a rischiare e mentre noi siamo qui a fare questo stand up un'auto stava per mettere sotto un altro studente universitario. Qualcuno si ferma o rallenta, chi si fa il segno della croce, altri invece continuano a sfrecciare come se nulla fosse. Chissà se il sacrificio di Chiara Adorno, 18 anni, investita sulle strisce pedonali da uno scooter e falciata da un'auto che sopraggiungeva, servirà a qualcosa o se, dopo l'onda emozionale della tragedia, tutto tornerà come prima. Di certo si rendono necessari interventi urgenti e soprattutto sarà fondamentale lavorare sulla sicurezza stradale che poi riguarda tutti, automobilisti, scooteristi e pedoni. Siamo stati sul viale Andrea Doria, teatro dell'incidente, e la sensazione è che se ogni soluzione verrà presa, dossi, cavalcavia, sottopassi, semafori pedonali, autovelox, dovrà essere supportata dal senso civico. Questa ragazza non attraversa sulle strisce pedonali e si stizzisce se le viene fatto notare. Quelle non sono strisce pedonali. In tanti passano con il rosso, altri stavano per farlo. Lei ha avuto quasi la tentazione di passare col rosso? No, ma assolutamente no, mi fermo sempre. E gli stessi pedoni sono a volte distratti, specie dall'inseparabile smartphone. Sarebbe opportuno non distrarsi al telefonino anche quando si attraversa la strada. In compagnia bisogna guardare il semaforo e aspettare che diventi verde senza il cellulare in mano. Qui c'era un bellissimo cavalcavia, però purtroppo non lo prendeva nessuno perché la gente si seccava a fare gli scalini. C'è chi invece prima di uscire ha ricevuto raccomandazioni supplementari dai genitori. Sì, me l'ha fatta la raccomandazione ogni giorno praticamente quando è successo questo incidente. Ci sono state petizioni che hanno firmato anche i miei familiari. In queste ore sarà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Chiara, il cui esito sarà fondamentale per le indagini. 2 le persone indagate, il conducente dell'SH e l'automobilista al volante della Fiat Punto che ha falciato la giovane studentessa. Fondamentale anche la testimonianza di Francesco, fidanzato di Chiara, ed ancora sotto shock. La soluzione c'era, giaceva nei cassetti dell'università, una serie di progetti realizzati dagli studenti nell'ambito di un concorso di idee bandito nel 2019, 2 anni dopo la morte di Danilo, un altro studente travolto sulla circonvallazione, proprio come Chiara. Adesso l'amministrazione corre ai ripari, andando a pescare tra quelle proposte mai finanziate.
un sovrappasso di nuovo, ovviamente rispetto al passato ci sarà anche l'ascensore affinché possa essere utilizzato dai diversamente abili e quindi è un qualcosa che dobbiamo ripristinare. Trantino, ospite della nostra rubrica L'appuntamento con il sindaco, assicura che il sovrappasso sarà completato entro marzo prossimo, ripristinando dunque il cavalcavia demolito nel 2013, ma non solo. Le prime cose che dobbiamo fare è trasformare la circonvallazione intera in strada a scorrimento, che permetterebbe con l'autorizzazione della prefettura di realizzare dei presidi fissi di autovelox. Il focus è stato anche l'occasione per ricordare la tolleranza zero nei confronti di chi sporca Catania, alla luce dell'inasprimento delle pene e delle nuove sanzioni penali. Non lo volete fare per Catania, fatelo per i vostri figli. Se li volete fare vivere in mezzo alla spazzatura, in mezzo al letame, in mezzo allo schifo, continuate ad agire così e allora non aspettate la sanzione, perché da questo momento in poi noi saremo inflessibili. Tra i monumenti di Siracusa qualcuno inserisce anche le buche, punti pericolosi per automobilisti e soprattutto per chi si sposta sui mezzi a due ruote, che spesso restano per mesi. Lo vedete anche voi come sono, l'asfalto bruttissimo. Guidare è un pericolo. Pericolosissimo soprattutto per le macchine, che li stiamo distruggendo. Dalla periferia al centro la situazione non cambia. A peggiorare il tutto sono anche alcuni tombini non a livello con il manto stradale. Attorno si aggiungono anche le buche. Si guida male, si rischia molto. Io vado in macchina ma vado anche in scooter e a volte la scampo bella. Automobilisti e centauri sono stanchi. Guidare in città significa essere abili a fare slalom per evitare di danneggiare il proprio mezzo. Si deve andare piano, attenzione, fare passare i pedoni. Le buche ci sono, ma... È rassegnato. Un po' sì. Le buche ci sono, io ne ho pagato il caro prezzo perché ho aggiustato la macchina dei semiblocchi, insomma ha fatto del danno nelle mie macchine. Questo è il centralissimo Corso Umberto. I mattoni dissestati ormai fanno parte delle caratteristiche della strada. Sono così da anni. Tutto sconnesso con buche, anche quando si frena certe volte scivola la macchina. E alcune buche o tombini divelti vengono segnalati così. Un rimedio provvisorio che però sembra diventare definitivo. No, non siete su Scherzi a parte, quello che state vedendo è assolutamente reale. Questo è il traffico di oggi sul ponte Corleone a Palermo, traffico ulteriormente appesantito dalla chiusura della carreggiata centrale per i lavori di adeguamento strutturale del ponte. Finora il traffico in direzione Catania è stato smistato centralmente perché la ditta incaricata dei lavori al ponte è intervenuta nelle corsie laterali. Le ripercussioni sul traffico dopo la nuova ordinanza sono ben visibili, auto incolonnate, si procede a passo d'uomo, automobilisti inferociti e attese snervanti per percorrere alcune centinaia di metri. E il traffico del ponte Corleone si riflette anche sulle vie limitrofe, qua siamo nei pressi dell'università ma anche di Piazza Indipendenza, lo vedete dalle immagini, traffico congestionato e anche più di mezz'ora per percorrere 1 chilometro. Io viaggio dagli anni 90, è sempre stato così. È un casino, quindi come vedete questa è la situazione a Palermo ormai da anni, quindi non si capisce se stanno facendo la terza corsia o se è un lavoro di consolidamento del ponte Corleone, quindi non lo sappiamo, però siamo tutti incolonnati. Secondo il cronoprogramma di ANAS, una volta terminati questi lavori con il nuovo anno, la carreggiata in direzione Catania tornerà percorribile senza alcuna limitazione di carico e di corsie. Nel frattempo però, cari automobilisti, il consiglio è quello di portare con voi un bagaglio speciale, la pazienza. Tolleranza zero per chi abbandona illecitamente rifiuti nell'area metropolitana di Catania. Entra in vigore la nuova norma nazionale del 10 ottobre.
Multa da 1.000 a 10.000 euro, prima era da 300 fino a 3.000. Una denuncia all'autorità giudiziaria e sequestro del mezzo se il reato avviene utilizzando un veicolo. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Inoltre, in caso di applicazione della sanzione penale, qualora l'azione illecita è commessa utilizzando un veicolo, questo sarà messo sotto sequestro. Una misura che attendavamo da mesi. Non abbiamo finito qui, nelle prossime settimane andremo ancora avanti, ma intanto questo è un primo grande risultato che speriamo serva a far capire che a Catania non si scherza più. E gli automobilisti ripresi dalle telecamere mentre buttano i rifiuti per strada sono decine al giorno. Adesso per loro il deferimento penale. Ci dovrebbero essere un po' di telecamere in più nella città, così per andare a controllare e fare delle contravvenzioni nei confronti di queste persone che, ahimè, sono molto ma molto incivili. Se la prendono col governo, no? E anche la popolazione che sporca. Ci vogliono più vigili che questo è qua, perché io li vedo, giustamente quello mi dice ma tu sei un dottore dell'ordine, no? E quindi finisce là. Dove sono i vigili? Dove sono le forze dell'ordine? Certo che queste misure serviranno, anzi ci devono essere queste misure. L'ammenda può arrivare a 26.000 euro e si rischia persino l'arresto se l'abbandono dei rifiuti è di titolari di imprese. Si avvicina San Martino. Certo. E quindi? Castagne e vino. Ma quanto costano? Il meteo impazzito ha fatto aumentare i prezzi del frutto più amato dell'autunno, al quale comunque non si rinuncia. Sì, soprattutto per mia figlia che ci impazzisce. La tradizione vuole che si metta in tavola un piatto di castagne arrosto e del vino, per una merenda sana o per un aperitivo prima di cena. E in vista dell'11 novembre, il giorno di San Martino, i rivenditori di caldarroste preparano i banconi per il pienone. Mi dice come la lavora la castagna? Con un tagliarino, ci fa un segno e poi si apre nel fuoco. È una cottura un po' particolare, per non bruciarsi la castagna si fa il doppio cestello, si mette sopra il cestello e si cucina lento così, non brucia la castagna. Quest'anno diciamo che è un anno molto delicato, perché con questo caldo e manca la pioggia, c'è caldo e c'è molta castagna rovinata. Anche per quando che noi ci impegniamo, tutte quelle macce che noi togliamo sono qua. E per spiegare alla clientela il motivo dell'aumento dei prezzi, questi rivenditori hanno esposto un volantino molto dettagliato in cui si parla delle condizioni avverse meteorologiche in Sicilia, ma non solo, ma anche della ridotta produzione addirittura del 70% in meno di castagne. A volte è anche difficoltoso a dire che noi purtroppo la stiamo vendendo a 15 euro, perché ovviamente dal mercato sta uscendo troppo cara e poi fra quella che togliamo. Insomma, le castagne sono sempre più salate in tutti i sensi, ma come si fa a rinunciarvi? Lei non ha resistito, doveva mangiarne una subito. Beni per 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia a Claudio Domicoli, 45 anni, un imprenditore del settore ortofrutticolo di Gela. L'imprenditore è un personaggio di spicco della criminalità locale, già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, nonché detenzione illegale di stupefacenti e di armi e destinatario di una misura cautelare personale. Secondo gli investigatori della DIA, l'uomo negli anni avrebbe mantenuto una elevata pericolosità sociale, continuando a gestire ben 2 società, la Ortofrutta Gela SRL e la Domicoli Fruit, che operavano nel settore del commercio all'ingrosso di frutti e ortaggi, nonostante le misure a cui era sottoposto. Eppure il provvedimento del tribunale conferma esclusivamente la confisca del complesso aziendale e del conto corrente direttamente intestato a Domicoli, mentre è stata rigettata la proposta dei PM di applicare all'imprenditore la sorveglianza speciale per 4 anni. Il provvedimento di confisca arriva a distanza di 1 anno e mezzo dal sequestro dell'intero capitale sociale del complesso aziendale dei beni delle 2 società. Con lo stesso provvedimento vennero sequestrati anche 2 motocicli ed alcuni rapporti bancari direttamente intestati all'imprenditore e ai suoi familiari, oggi dissequestrati. Il Catania ha scelto è Cristiano Lucarelli, l'allenatore a cui Grella vorrebbe affidare la guida della squadra rossaazzurra dopo l'esonero di Luca Tabbiani. L'offerta c'è, è stata presentata ufficialmente al tecnico e va anche nella direzione che chiedeva lo stesso Lucarelli. Non 2 anni di contratto, visto che comunque l'allenatore è legato sino al 2025 alla Ternana, ma 3 sino a giugno 2026, perché c'è da costruire un progetto con basi solide che abbia anche un obiettivo nel breve medio periodo.
Lucarelli è stato accontentato, insomma, con Grella che ha messo sul piatto anche la cifra richiesta dall'allenatore livornese, che però non ha sciolto ancora la sua riserva. Non è detto che lo faccia a breve, ma per l'ufficialità i tempi dovranno essere necessariamente più lunghi, anche perché dovrà essere risolto il legame contrattuale che lo lega alla squadra umbra e serviranno almeno un paio di giorni. Sulle sue tracce nelle ultime ore si era messo anche il Brescia, ma non sembra sia stato un ostacolo di fronte alla prospettiva del progetto Catania. In attesa di Lucarelli, intanto, occorrerà pensare anche al campo in panchina domenica pomeriggio a Cerignola. A questo punto sembra scontato debba sedersi nuovamente Michele Zeoli, che ha guidato la squadra mercoledì sera al Massimino nella vittoriosa partita di Coppa contro il Picerno. Sono stato chiaro con i ragazzi. Ho parlato prima in Coppa Italia di un punto di partenza, adesso ho chiesto loro la conferma di ripartire, il presente è questo e dobbiamo affrontarlo di petto, andando lì e portando a casa punti.